Guardate la maestosità di questa struttura, è veramente molto bella, proprio sulla strada per andare a Cefalù, tantissime stanze, ambiente per fare colazione, per pranzare, piscina, c'è una scaletta che scende al mare, tra poco ci andremo. Siamo all'hotel Santa Lucia, le Sabbie d'Oro di Cefalù. Eccoci, arrivati. 209. Hop, 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 hop. Ah, una stanza meravigliosa, eccoci. Ok, questa è la mia camera, perfetto, la mia giacchetta. Ok, abbiamo tutto qua. Ciao ragazzi, è un hotel meraviglioso, tra l'altro con una vista davvero incantevole. Ve la faccio vedere naturalmente domani di giorno. Avrei voluto iniziare prima col video, però insomma non ce l'ho fatta, era irresistibile. Un arancino con gamberetti, un po' di roba verde, non ho capito che cos'è, asparagi. Ci accingiamo a mangiare qualcosa perché siamo letteralmente affamati. Tra l'altro questo hotel è famoso per le arancine col pesce, perché li fa veramente buonissime, un ripieno strepitoso. Una goduria. Oh, buongiorno, siamo Buongiorno. appena svegliati, si vede dall'occhio. Dalla palpebra. Allora, stiamo scendendo a fare colazione, hotel molto accogliente, molto carino, e adesso ci accingiamo, come direbbe il buon Salvo Lo Guasto, a fare colazione. Siamo arrivati, prego Salvo. Siamo nella hall dell'hotel Santa Lucia, le Sabbie d'Oro, qui a Cefalù. Ecco, facciamolo vedere, guarda qua, è carino, molto molto elegante. Qua chiacchierano, c'è un sacco di gente che chiacchiera. Eccoci nell'ambiente dove si può fare colazione, all'aperto. Qua abbiamo l'angolo piano bar. Oh, siamo arrivati al buffet, alla colazione, guardate che stanza meravigliosa, guardate quanta roba buona. Cornetti, le brioche, noi come sempre arriviamo tardi, quindi proviamo un sacco di roba che manca, comunque c'è tantissima roba. Ecco, piccola colazione stamattina, questi biscottini che ci sembrano molto interessanti, saranno molto morbidi, e poi due bei cornetti caldi, guardate come sono fragranti, e al cioccolato. Questo è il biscottino. Buonissimo, morbido. E questo è il cornettone al cioccolato. Ho preso due cornetti, uno con albicocca e l'altro con una marmellatina specialissima. Una bellissima giornata. Ormai è naturalmente già piena estate, ma se venite in Sicilia è sempre così il tempo. Che ne pensi, Salvo? Questa struttura ti stupisce? Mi ha piacevolmente sorpreso. Sembri un VIP stamattina. Ma lo sono sempre, lo sai. Guarda. Che c'è, Camò? Wow. Tutta la gente che scende. Ma hai una vista meravigliosa. Saranno gli occhiali nuovi. Guarda qua. Guarda qua. Siamo proprio sul mare e in vena di fare battutine. Ora scendiamo al mare. Sì. Come on. Come on, let's go. Let's go to the sea. Oh. Ecco che scendiamo verso l'ingresso per il mare. Stiamo andando verso la spiaggia 14 Beach. Wow, ecco qui in mezzo alla natura, e guardate che mare spettacolare. E Salvo. Salvo. Ciao.
Ecco tutta la costa di Cefalù, e praticamente questa è proprio la parte finale del viale principale, del viale marittimo di Cefalù. Il golfo di Cefalù, guardate, lo spettacolo della Sicilia, la natura. Stiamo risalendo dal mare. E come al solito le scalinate Sono il nostro forte. sono il nostro, guardate. Eccolo qua. Ma adesso andiamo in piscina, vero? Sì, facciamo un tuffo in piscina dopo aver fatto delle lunghe nuotate nel mare splendido di Cefalù e principalmente del mare, della spiaggia adibita e riservata ai clienti dell'hotel Santa Lucia Le Sabbie d'Oro.